Se quando piove ti viene la malsana idea di uscire in bici, fa una roba. What's up, tutine? Con l'arrivo della primavera, c'è la neve in grappa, tornano i video in bici e sono qui per darvi il benvenuto alla mia prima challenge. 30 km in bici per 7 giorni di fila dopo 30 giorni sui rulli. Avrò avuto dei benefici? Sarà servito a qualcosa? Lo scopriremo alla fine. Vabbè, partiamo. Giorno 1. Facciamo partire il conto a birrette e vediamo se mi ricordo come si fa. 2 km se gioco pa. Non può essere una vera challenge senza un check fisico degno di Thomas Angry. E la Madonna! Ma dai! Vabbè, sono vestito. Non solo ero vestito, avevo anche appena mangiato, era pomeriggio inoltrato, mi ero fatto anche 4 birre. Dovevo espellere i liquidi, stasi buoni. Vedremo a fine video quanti chili perderò, se ne perderò. Dubito fortemente. Ma cosa che sei qua? Festa? Ah, le feste dei quartieri, le sagre, i nightclub. Ma che bello è il Veneto! Ah, senti col profumo delle ame, che bello, che bello! Ma torniamo a noi e passiamo a delle info tecniche da nerd. Sto affrontando questa challenge con la mia Villier Rave SLR con cambio Shimano GRX 11 rapporti elettronico, una bomba, pedali e scarpe Shimano RX8 tipo bragotto, ruote da 32 mm che posso andare ovunque, anche sul Giarin. E ovviamente non manca ciclo computer con contabirra incorporato. Anche quest'anno sono felicissimo di continuare la mia collaborazione con Villier Triestina. Vedrete presto delle novità assurde. Inoltre sono onorato di essere diventato un ambassador ufficiale per Shimano Italia, sia per il gruppo che per i pedali e le scarpe. A voi potrà sembrare una marchetta banale, ma è grazie ad aziende come loro se riesco a portarvi tutte le bragottate che vedete in questo canale. In descrizione vi lascio il link di tutti i prodotti che uso, dateci un'occhiata se volete supportarmi, non vi costa niente. Bene così, ma se tutta una sagra ancora. Rota ex da ginocchio giù. Mado, discesina da giù sui manubri, ma che freddo fa! Castlecock, altra rotta ex importante, vado sul cordolo questa. E torniamo a parlare di rulli. Negli ultimi 2 mesi ho fatto circa 30 rullate, seguendo i vari video di GCN. Grazie Alan e Giorgio, mi avevi fatto morire. Voi che siete cicloamatori da ciclo ombre, come il sottoscritto, ombra in Veneto, Segotto de Vin, li usate durante il periodo invernale? Sentite dei benefici? Oppure pensate che sono una tortura e che sia meglio andare al bar? Ciao Roby, e dopo? Birretta? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Però sono realmente curioso di sapere se a qualcosa servono realmente. Ci piedi Roby. Sta a sentare e guarda, vinche che sei qua. Dovrei fare 7 giorni in sagre diverse, più che 7 giorni in bici. Comunque, 33 km a una velocità imbarazzante, 5 birrette consumate, salviamo tutto su Strava, 24 ore di recupero, pensavo peso, e ci vediamo domani. Oh! Giorno 2. Oggi parliamo di eventi e uno in particolare. Come potete vedere dal mio nuovissimo casco Oakley Aro 5 e dagli occhiali Encoder Strike, occhio qua la curva, entrambi creati appositamente per il Giro d'Italia di quest'anno, Oakley ha deciso di esagerare e creare un evento per tutti gli appassionati di ciclismo e ciclo ombre come me. Sabato 25 maggio, in occasione della penultima tappa del Giro d'Italia, probabilmente quella decisiva, che vedrà il passaggio per il Monte Grappa per ben 2 volte. Oh fioi che se pogacciar, quindi probabilmente il giro si concluderà al terzo giorno. Alle ore 8:30 ci ritroveremo tutti davanti all'osteria Canal a Borso del Grappa, esattamente alla partenza della salita. Il team Oakley vi offrirà la colazione con tanto di caffè brioche a scrocco ed esattamente da qui partirà una ride in bici di 19 km e 1500 metri di dislivello per arrivare lassù. E dopo aver visto tutte le madonne possibili per i 30 tornanti che ci aspettano, in cima troverete track con delle birre, un altro furgoncino con le pizze e un caravan americano bellissimo con musica dal vivo e maxi schermo per seguire la gara. Pensando che la penultima tappa e che ci saranno ben 2 passaggi, chissà che bordeo che sarà. L'invito è aperto a tutti e a tutte le tipologie di bici, soprattutto alle bike, che così magari la mattina mi danno uno strappo perché non sono sicuro di arrivare su. Sei dura, Tra le altre cose ci sarà un DJ che è un mio caro amico e che fa morire da ridere, oltre a essere bravissimo, che sarà pronto a deliziare le nostre orecchie con musica sopraffina e magari non solo musica ma anche qualche battuta. Vero Ale? Ciao Roby, sono il DJ tuo amico, quello che fa anche le belle battute e fa ridere. Ci vediamo in grappa! E cosa volete farci? Noi veneti siamo così. Quest'altro cartello dovrebbe già farvi piacere. Pensa a fare la discesa a sera mezzi imbriaghi. E visto che Bassano è la mia città, mi farebbe moltissimo piacere vedere il più possibile di voi pedalare con me il team Oakley, vedere un sacco di madonne sui tornanti e far festa in cima a Grappa. Verrà su un casino. Credo potrà uscirne qualcosa di epico. Sul mio Instagram troverete tutti gli aggiornamenti dell'ultimo minuto. Segnatevelo e poi non dite che non ve l'ho detto. Speriamo che non piove. Sgommattina. Forse mi sono innamorato. Sì, muraglia cinese di Marostica. E anche oggi i miei 35 km e le mie 6 birrette le ho portate a casa. E gambe sono un pelin più dure di ieri. Ma hai paura? Testa alta e coda dura. Salviamo tutto su Strava, 29 ore di recupero e ci vediamo domani. Oh!
Giorno 3. Ma quanto sono bello oggi, come il sole. Frase che negli anni ho sentito dire solo a mia madre. Ma visto che nel giro di 2 giorni siamo passati dall'inverno alla quasi estate con un vento della Madonna e la prospettiva del ritorno del gelo nei prossimi giorni, oggi ci spariamo un po' di gravel prima che il Paltan mi arriverà su Reykjavik. Erba alta, sinonimo di serpenti, ed io sono felicissimo. Però guardate che meraviglia, che verde, che bei posti, che bello il Veneto. E quanto è bello continuare a sbagliare strada. Eppur sì, l'ho fatto un po' di volte, E infatti, qua devo tornare indietro. Ho detto, non metto la traccia, tanto me lo ricordo. Sì, guarda qua che robetta. Sarà per quello che Gruber mi chiama Google Maps. Vabbè che Bassano è la città più bella del mondo, ma che posti incredibili ci sono lungo Brenta. Il Brenta è quello che i bassanesi si beve il venerdì sera. E che roba, siamo nei Caraibi! Passaggino a Bassano Centro, aperitivo. E anche oggi i miei 30 e passa chilometri misto gravel li ho fatti. Salviamo tutto su Strava, 43 ore di recupero. Ho sentito oggi infatti. E ci vediamo domani. Giorno 4. Oh, vi giuro che fino a 2 secondi fa pioveva. E io odio la pioggia in bici. E adesso di là c'è il sole. E di là Mordor. Prima faceva freddo, adesso fa caldissimo. Vabbè, togliamoci la giacchetta. E voilà, che mago. E provando a schivare la pioggia, oggi provo a spararmi una mini salita, giusto per vedere come stanno le gambe. Adesso con caldo, giù i manicotti e su i piedi sui pedali qua, Roby. Dai gasato, dai che sta a sentà. Butta giù il cambio e va tranquillo. Anche perché a proposito di salita, a 2 anni di distanza da uno dei miei video più belli e dove ho avuto più mal de panza, mi hanno nuovamente invitato alla Maratona delle Dolomiti, edizione 2024. Ma lo stimolo più grande che mi ha permesso di dire di sì a quest'ennesima bragottata è che se la farò con Joao Paolo, esattamente come 2 anni fa. Joao, quanto sei contento di farla di nuovo con me? E per quest'anno non cambiare, stessi passi, stesso male. Rupert, ti voglio sul pezzo. Caraca, boh ritmo. Dire che non vedo l'ora di farla mi sembra un po' esagerato, però non vedo l'ora di farla. Sai, madonne, con tutti quei tornanti? Quindi devo iniziare a dargliene un po' in salita. Sui piedi, Roby. No. Sì, dai, sui piedi. No. Dai gasato. Sui piedi. No. Non la farò mai. Ma perché dico di sì a certe robe a volte? Hai paura? Salitina finita, poco fa. Ritira sui manicotti. Rimettiamo su la giacchetta. E voilà, mi sto allenando a toglierla e metterla senza fermarmi. Se è un'operazione complicata per i pro, figuratevi per un prosciutto. Ritorno in controvento pieno, pioggia schivata. E anche oggi i miei 37 km e 6 birrette le ho portate a casa. Salviamo tutto su Strava, calorie 0 come al solito, 43 ore di recupero e ci vediamo domani, che danno queste previsioni qua. Giorno 5. C'è poco da dire sulla giornata di oggi. Piove! Grazie, va bene così. Un po' meno. Basta adesso, basta. Basta acqua, basta. Basta. Tu, sì, proprio tu, che sei seduto sul divano e stai guardando questo video, o successo? Qual è la tua scusa di oggi? Alzati, prendi possesso della tua vita, prendi quella bicicletta e fatti un giro. Fregatene della pioggia, del vento, del freddo, della neve. Motivati, prendi la tua vita in mano e muovi quel corpo. Datti da fare. Non mollare, uomo. Quando ci sarà bisogno di lottare, nessuno lo farà per te. E sarà in quel momento che devi dimostrare a tutti chi sei, con la tua sola forza di volontà. Reagisci, non lasciarti sconfiggere dalla vita quando cercherà di abbatterti. Alzati e fatti coraggio, perché sei tu, e sarai sempre solo tu, l'unico in grado di sconfiggere i tuoi demoni. Ha! No, scherzavo. Se quando piove ti viene la malsana idea di uscire in bici, fa una roba. Va al bar, una birra, va. Comunque anche oggi 31 km sotto l'acqua e 5 birrette consumate. Salviamo tutto su Strava, 41 ore di recupero e ci vediamo domani. Giorno 6. Ma un giorno senza la pioggia, no, Ma che oh! E visto il tempo umido, ci tengo a darvi una massima per approcciare le ragazze quando piove. Avvicinatevi alla sconosciuta con fare deciso e sicuro. E con voce suadente e profonda, le potete sussurrare: se le tue chiappe fossero acqua, io sarei Mosè. Fatemi sapere qui sotto se vi arrestano. Stasera vado in sagra e proverò questa tecnica nella sala del ballo del liscio. Ho buone possibilità che funzioni. Ora io oggi avrei voluto farvi vedere altre piccole cittadine nei dintorni di Bassano, ma piove tutti i dì, non chi posso più. Comunque questa è Cittadella
e quelli sono degli e piove anche qua. E anche oggi i miei 31 km sotto il diluvio universale li ho portati a casa. Basta, scampa. Salviamo tutto su Strava, 34 ore di recupero e ci vediamo domani per l'ultimo giorno. Oh. Giorno 7. Sì. Incredibile, c'è anche il sole. No, che arriva Mordor anche oggi, Magari sta settimana in bici, l'anno prossimo la facciamo in Puglia. Guarda che incontro anche i cerbiatti per strada. Chi è questo bocconcino? Ciao manager. Ho la manager più sportiva di me. Ma tornando alla domanda del giorno 1, ma alla fine i rulli sono serviti a qualcosa? Ne ho tratto beneficio? Beh, posso affermare assolutamente di sì. Non tanto a livello di prestazioni, infatti le mie statistiche fanno cagare come sempre, ma a livello di recupero dello sforzo fisico, consistenza nelle giornate e abbassamento dei battiti cardiaci sotto sforzo, posso confermare di aver avuto un beneficio assoluto. Ma la cosa che ho veramente capito facendo una settimana come questa è che, vedete, fregatevene dei rulli, delle prestazioni, del recupero, dei tempi o dello sforzo fisico in generale. In fin dei conti tutto aiuta, anche solo alzarsi dal divano per portare fuori il cane. Io non so se con questo video vi ho motivato ad uscire, a prendere la bici e a farvi un giro, però una cosa l'ho capita per davvero: io vado in bici perché mi diverto, perché mi fa stare bene e perché mi fa tornare a casa con un sorriso anche quando piove. Beh, magari lì un po' meno. Qualsiasi sport scegliate di fare, fatelo, perché vi fa star bene col vostro corpo e soprattutto con voi stessi. Non esiste medicina migliore che uscire, prendere un po' di sole, fare un po' di fatica e perché no, prendere anche l'aria in faccia. Credo fortemente che la bici ti permetta di scoprire il mondo alla giusta velocità e per quanto possa sembrare banale, è un qualcosa di meraviglioso che mi sento di consigliare a tutti voi. E poi dai, senza mentire a me stesso, alla fine se vado in bici è anche per potermi permettere tutto questo. Noi ci amiamo! No! Ha gli occhi azzurri, guarda. Volevo brindare con dell'olio. Il maschio non fa ora venire vezzo, ma il vezzo fa ora venire maschio. Francesca, cos'è? Quanto bello sei, Roby! Vedi, manco, no bianco. The last got is the one that imbriaga. Concludo il 7° giorno con 7 birrette e 40 km. Ne avrei fatti anche il doppio. Stasera vado in sagra, tiro una sbronza del vin rosso. Addio fioi.